Il Consiglio Comunale di Raffadali è stato convocato per ripristinare il gettone di presenza che era stato una volta tolto. Sì, proprio una gran faccia tosta, siamo in una situazione assolutamente indecorosa. Ieri il Presidente del Consiglio Comunale Laporta ha convocato il Consiglio, che credo sia andato deserto, per ripristinare il gettone di presenza per i consiglieri comunali, quindi per sottrarre ancora risorse al Comune di Raffadali. Come sapete, su proposta allora del nostro partito, per anni non si è pagato il gettone di presenza ai consiglieri comunali per risparmiare. Adesso in maniera illegittima c'è la circolare degli enti locali che stabilisce che dal 23 marzo non si possono più convocare i consigli comunali tranne che per questioni di grave emergenza. La grave emergenza era ripristinare il gettone di presenza per i consiglieri comunali e far percepire gli arretrati ai consiglieri per tutta la legislatura, veramente indecoroso. Mentre Raffadali ha problemi economici di cassa dal comune, mentre i rifiuti sono per le strade, perché il comune di Raffadali deve 600.000 euro al lato per pagare i lavoratori che da mesi non percepiscono gli stipendi, mentre il comune non ha aderito alla costituzione dell'SRR, quindi all'abolizione degli ATO, li mantiene ancora in piedi, si pensa a sprecare ulteriori soldi, in maniera, torno a ripetere, assolutamente illegittima. Non si capisce perché si convoca un consiglio che non si può più convocare, il consiglio chiude, tranne che per cataclismi, per terremoti, per fatti di estrema emergenza. Qui continuano a utilizzare, la Porta continua a utilizzare la convocazione del consiglio per utilizzarla ai fini elettorali, per dare contentini, forse per consentire ai consiglieri comunali che si ricantino di pagarsi i facchisimili.